La verità è che noi dobbiamo dialogare direttamente con i cittadini del Sud, con la foresta che cresce di persone per bene che non hanno nulla a che fare con chi va a dire che l'autonomia porterà a minor sanità, che l'autonomia porterà guai, ma senta, mi lasci dire, ma che guai può portare la gestione della soprintendenza in Veneto alla Calabria? O che guai può portare la gestione del demanio Veneto in Veneto alla Campania? O che guai può portare la gestione della valutazione di impatto ambientale dei fatti veneti in Veneto, che so, alla Sicilia? Nulla. Ma qualcuno sta vendendo questa suggestione come la fine di tutte le opportunità per il Sud ed è scandaloso. Il Sud deve liberarsi letteralmente da chi comunque vuole continuare a mettere il coperchio sopra la pentola. Se arrivano altri ostacoli dal Movimento 5 Stelle, che accadrà? Ma non debbono arrivare. Sarebbe poco serio, non sarebbe rispettoso degli impegni presi con i cittadini e immagino ci sarebbe anche un'implosione del movimento, visto e considerato che chi è in queste regioni andrebbe in grossa difficoltà, ma passerebbe anche il principio che hanno ragione i Nunez, il defalco della situazione e non Di Maio. Io ho fiducia che nella partita Di Maio-Salvini questa partita venga risolta velocemente. Questa settimana è previsto l'incontro Di Maio-Salvini-Conte. È fiducioso? Io sono fiducioso, lo sono perché la Lega è un inguaribile ottimista e Salvini ci ha sempre sostenuto in questa partita dell'autonomia. Dall'altro debbo anche dire che i 5 Stelle hanno comunque sostenuto il sì all'autonomia, i 5 Stelle in Veneto sono per l'autonomia, noi abbiamo presentato un progetto serio, in linea con la Costituzione, guardi, nessuno può dire che abbiamo fatto le robe da furbi, cioè esattamente quello che prevede la Costituzione ed è vergognoso che si vada a dire ai cittadini che quello che è previsto in Costituzione diventi un reato quasi, no? I veneti hanno diritto ad una risposta perché hanno fatto un referendum. I 5 Stelle hanno sostenuto il sì coerentemente, hanno sostenuto nel contratto di governo l'autonomia del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Per cui io spero che una soluzione la si trovi, sono un inguaribile ottimista, dico sempre che solo i pessimisti non fanno fortuna e così è.